Per concludere il tema di Natale, vedo un altro presepi di quei che in sta fai di nostri geschi vicini. Magari andremo a vederne qualcun altro, lo metteremo ancora su, ma oggi, giorno del battesimo del Signore, domenica dopo l'Epifania, si conclude proprio il tempo di Natale. E ora te chi questo è il presepi della chiesa di Inciran, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, con uno sfondo evidentemente che richiama una chiesa, probabilmente il Duomo, o comunque una facciata di una chiesa, una struttura di una chiesa. Questo si trova nella cappellina proprio del Battistero a sinistra della chiesa stessa. In questo sfondale blu sovrastato di rosso c'è evidenziato in giallo il presepio, il quale è ambientato in un ambiente rustico, pare deve essere in una ca dei paesani, insomma, cada una volta, con i matuni a vista, una quella persona si stata giù, e lì c'è proprio la stalla, proprio come doveva essere il posto dove è nato Gesù bambino, quindi proprio il luogo degli animali, posto presso un'abitazione, nella mangiatoia. E la roba curiosa è che il bambino ha in braccio a San Giuseppe, invece intanto la Madonna le buttata giù a dormire il momento in cui Maria si riposa. Evidentemente si riposò anche lei. È una raffigurazione certamente abbastanza originale. Sul fondo c'è l'asinello che ha la buca aperta, se capisci no, se ragia o se sbadagia, o se respiro il buffa per scaldare la gente. Si spera che non ragli, perché appunto altrimenti sveglierebbe Maria, quindi pensiamo che stia semplicemente respirando, anzi alitando, soffiando, scaldando col suo fiato i presenti, e fra cui naturalmente il bambinello, perché sappiamo che Gesù bambino, secondo la tradizione, venne scaldato dal calore degli animali, dall'asino e dal bue. Ecco, con questo auguriamo ancora a tutti un buon Natale e una buona ripresa dopo questo periodo. Ciao a tutti!